Come tutti sanno, per suonare le launeddas si utilizza la tecnica del fiato continuo, conosciuta anche come respirazione circolare. Possiamo iniziare con un piccolo esercizio che è quello di gonfiare le guance in questa maniera e tenerle in pressione mentre col naso prendiamo aria. Come vedete, anche se prendo aria col naso, le guance restano sempre in tensione, quindi sempre contratte. Ecco, il meccanismo della respirazione circolare è proprio questo: riuscire a contrarre le guance nel momento in cui stiamo inspirando col naso. Quindi contraendo le guance noi possiamo permettere all'aria nella cavità orale di uscire. Bisogna imparare a coordinare i due movimenti, quindi inspirare col naso e nel mentre contrarre le guance e far uscire l'aria. Solitamente si utilizza un esercizio che è quello di usare un bicchiere d'acqua con una cannuccia. Bisogna tenere presente che più si stringe la cannuccia, meno aria passa e più è facile l'esercizio. Quindi, stringendo la cannuccia, si immerge nell'acqua e si prova a fare l'esercizio che abbiamo detto prima. Quando abbiamo bisogno di inspirare, si contraggono le guance e si prende l'aria dal naso. Una volta che si è capito come funziona il fiato continuo e si è abbastanza pratici con il bicchiere e con la cannuccia, allora si può prendere una mancosella e iniziare a fare il fiato con la mancosella. Il segreto all'inizio è quello di non aspettare ad aver bisogno di respirare, quindi bisogna effettuare la respirazione subito. È molto semplice, è più facile farlo che dirlo.